Euroregione News. Autonomia del Friuli e di Trieste. Un'altra manifestazione di protesta e di promozione nei confronti della gestione attuale per le province autonome del Friuli e di Trieste. La domenica mattina davanti al municipio di Udine con tantissimi partecipanti armati di bandiere del Friuli e non solo. Protestare per difendere la propria terra in via Lionello davanti al municipio di Udine. La manifestazione ha visto la presenza di diverse autorità come il presidente della provincia di Udine Pietro Fontanini, il consigliere provinciale Marzio Giau e il presidente regionale della Lega Nord senatore Mario Pittoni, al quale ho chiesto la sua posizione nei confronti di questo movimento per l'indipendenza del Friuli Venezia Giulia e la divisione del territorio in due sole province. Il grande risultato del no al referendum costituzionale si sta dimostrando anche oggi dalla partecipazione a questa manifestazione, è l'inizio della riscossa della comunità friulana che si sta tentando di distruggere con le urti che fanno di fatto a pezzi la rappresentanza istituzionale del nostro territorio. Per cui si riparte da qui cercando di ricostruire l'identità della parte friulana della regione che ha il diritto di essere adeguatamente rappresentata in regione. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.